Stop a monopattini elettrici e bici a pedalata assistita lungo le vie del rione Piave. È una ordinanza del sindaco che punta ad allontanare gli spacciatori di droga, i quali, come è emerso dalle osservazioni della polizia locale e di quella di Stato, usano il monopattino elettrico per la vendita e il trasporto della droga e per la fuga. Chi in quartiere da anni fa da osservatorio della situazione e da pungolo alle istituzioni sulla pagina E robe del quartiere Piave accoglie bene l'ordinanza. Io li vedo, le biciclette a noleggio soprattutto sono in mano, diciamo, a persone diversamente bianche, ecco. Sui marciapiedi, in tutte le zone, le aree ristrette dove non si potrebbe andare in bicicletta, diciamo, vengono usate costantemente e sì che è molto probabile che vengano usate anche per gli scippi. Il marciapiede è il luogo preferito di questi individui, diciamo, sì che cercare di bloccare questo traffico va molto bene. L'utilizzo dei mezzi, è scritto nell'ordinanza, sarà comunque garantito alla popolazione residente nel comune di Venezia e a tutti coloro che vi lavorano e studiano. L'ordinanza di stop ai monopattini elettrici e alle biciclette a pedalata assistita sarà in vigore fino al 29 giugno.